Buonasera a tutti, vestiti voi, tenore di oggi, dia 29 del mese di aprile 2026, una punta che tancare questo mese puro, una punta e insomma, pacca il biese, poi colamolo sul mese di maggio. Bene, cominciamo diretto a Sasolita, a vedere come si presenta Sadia, come un pacchetto dai tanna come ha cominciato un pacco a coccolare, cioè come no che non va per una nube, ma ben già arrivato un parizza già dai manca, insomma, dai super del Montebannito, finché sono a Curziana su po' de Saida. E quindi quello non è sfolgore, ridano appena si spuntano, no? Che queste nuvole comunque sono belle che su, poi fatti sul sole che è occupato. Bene, andiamo a vedere un'altra fotografia che questa è full libero su che lo come potrete vederne come in questo momento non è sfolgato. E non ha Sotaravallo, è mercoledì, non ha appunto a Saldecche libero su che lo non come cominciano a coccolare a Sasunne che non fa da tabba coccolate abba, poi verso mezzodì resta gallo mezzo coccolato e torna a provare verso la stresa, da stresa a sassese e poi torna a spalazzare, ma torna a provare verso sotto, quindi ho una die, io e gai, insomma, ecco. Crasa, spalazzato, le preno fino da mezzodì, poi cominciate a coccolare e da essa strese in poi cominciate a provare. Poca roba, però intanto provate. Bene, no, vamos prima di questo niente. Cioè, Michele, il toccamento e dolo, un attimino. Ecco qua, abbiamo il toccamento e dolo, il Nugolo, 87 anni, finché è morto a Giuseppe a mano di Logo, con nota Pepanna, de sol de Peppe Lenai, zia de Angelo e Francesco. Os interroga storie mercoledì la sol de che mesa, in sacreia de Santo Giorgi. Condolenze e pazienza a sua famiglia tutta da parte del Bizzi TV. Beh, condolenze a zia Peppanna, cioè poi zia Peppanna sono parenti, insomma, non tutti vacchiana, ma comunque tanto sparente. Domenica cominciamo questo stoccamento, lo che riguarda il Saida, domenica de Maio, partenza di Piazza Sproni, cara annosata, basta una bicicletta e un po' di condivisione e questa è la Bitine Bike che no, non è scritto manco, manca su Michele, su proponente, insomma, comunque sia, queste Bitine Bike che come viene giù dubbio, vabbè, comunque già è Alessandro Roneso che propone torna a Mattessi passizzata a Sannosata, Chirrata, Sannosata in Brizzichetta, quindi chi è interessato insomma si porta d'accordo che ne Alessandro li ha controllato a fare che sa locandina in modo tale che si comprenda proprio un pacco di prudicio che si accompagna dai nocche, va bene. Numero da innanzi ho batto una nova da dare, è stata approvata in che il codice di approvazione del sale libera numero 1825, assessorato alla difesa dell'ambiente, oggetto di rinnovo dell'autorizzazione dell'esercizio della discarica controllata per inerti in località Luizze, comune di Bitti, di titolarità dell'amministrazione comunale di Bitti, proponente comune di Bitti, procedura di valutazione di impatto ambientale via ex posto decreto legge eccetera eccetera è stata concessa, quindi la discarica per inerti dei vizi di Adevere tornerà a funzionare, ma non si compagna poi non visto via già dai diretto, visto che la discarica è stata progettata proprio in modo tale da non causare nessun danno, è stato individuata in un punto in un bait inizio di corrivazione, cioè quindi non va arrivare a tabba da terue, è l'unica abba che arriva è stata deviata, cioè deviata, collita dai su ponte della statale e collita è incanalata che ne chiede interessato alla discarica. Poco visibile, sino a Nannainie, insomma, e quindi non ha nessun impatto ambientale.
e come veramente bisogna requisito a lui conoscere. Andiamo a roba del poco conto, ma comunque importante perché lo riguarda, o sale da zapato, lo chiedo da perdito, andate, se lo ritirate dai su market così o telefono te va bene, insomma, il telefono te non messo il numero, però sto non, poi per scrivere sul telefono e poi proprio direttamente se lo ritira su market. Toccamento, altre stoccamento a Zapata, in zona Mattatoio, che la sapere la cravata sul numero 380 che Mantachim 70 778. Festa adesso è pranzo di Sant'Elia, domenica 26, domenica 3 di maggio, ore 11:30, la messa e appunto questa messa, beh, su pranzo, sul comitato, cumbita a tutti, Sant'Elia, profeta. Toccamento, Galo, telefono a Zappato in zona Monteruglio, che l'ha perdito tramite a questo numero 3 il batto schimbe 80 38 651. Ebbene, una bella nova del carattere sportivo, in questa partita in Portumano, di semifinale di ieri, 28 di aprile a 6:30, Sabiti Voli ha vinto 3-1, chi non sa Asp numero, e ha vinto pure sul golden set dei spareggio, che si è scalsificata posa finale, cioè è successo è successo che in Nugaro Sabiti Volley ha perduto 3-1, cioè praticamente Aspa Nugaro ha fatto 3 e Sabiti Volley 1, come in hockey che praticamente su la torrata, partita di torrata, Sabiti Volley ha vinto 3-1 e se non pari del punteggio non deve tornare a una specie di spareggio che si è nata a golden set sul quale l'ha visto già Bittivolli, quindi la Bittivolli è come in finale, quindi riscontro chissà la classificata che noi scogalo chieste Michele sono andati al girone, insomma tanto girone che poi confluiscono a uno. Bene, andiamo da innanzi e diamo di un evento che sto in numero per azione il lascito di Giorgio Asproni a 150 anni dalla morte, numero 29 aprile 2026, ore 18, auditorio Biblioteca Sata, relatore Diego Carro, Salvatore Italo Deledda, Giuseppe Purigheddo, Enrico Pau, Ugo Raponato Tagliacchi, Italo Deledda non è di Zecchese, ma comunque insomma in qualche maniera vamos noi spuro qualche parte este posada. È stato in Nugano, ma è il figlio del zio Preto Eleda. Il zio Preto Eleda è stagliata in domo di Manneddu, che hanno i studenti di scuola, sino che in Bizzi, in Salmedia, insomma. Bene, andiamo alla prima pagina e che abbiamo l'Unione Sarda, incendi, l'isola perde gli aerei, annullato dai giudici l'appalto del Ministero dell'Interno per i Canadair. Poi abbiamo su Castellino che tutti pazzi per Paul Mendy, quindi è una cosa molto importante. Poi su Cagliari questo 3 punti guadagnatelo. Delitto Mocci, 3 indagati. Washington, il discorso del re, Carlo III, il valore della pace. Carlo III lì come alfiere del Sapacche. Delitto Mocci, 3 indagati in occasione della Nuova Sardegna. Omicidio di Monserrato, si stringe il cerchio sulla morte del 24enne. Sotto la lente della procura 2 fratelli di Pirri e un uomo di Quartu. Deceduto a Tortolì dopo 19 giorni di agonia, giallo sulla morte del 62enne. Arrestato il rapinatore con martello, poi Sua Maestà, l'Aragosta, raffinata regina della tavola, Berrettini, fatica e vittoria, ma il pubblico è già suo. Berrettini è giocare appunto in Sardegna Open,
che è un torneo di tennis che si accade in Sardegna. Andiamo a zona nostra, 1° maggio sul Montalbo, sulle tracce degli antichi ovili. Lula, giornata dedicata alla riscoperta del territorio. E di che si tratta, e non si legge nulla, mi dispiace. Un attimo però, noi siamo sul giornale Ginocchio, lo possiamo leggere sui giornali direttamente, nella Nuova Sardegna. È stata male la fotografia e quindi non si legge, però lo leghiamo direttamente sui giornali. Allora, un attimo, ecco qua, 1° maggio sul Montalbo, sulle tracce degli antichi ovili. Allora, Lula, giornata dedicata alla riscoperta del territorio. 1° maggio da trascorrere sulle pendici e sugli altipiani del Montalbo con il club alpino italiano e col diretti Nuoro Gliastra. Nel giorno della festa dei lavoratori si celebrerà infatti l'anno dei pascoli e dei pastori e le due associazioni lo faranno con le associazioni varie di categoria che sostengono quotidianamente la fatica degli allevatori che stanno sui pascoli bravi. Guidano l'escursione il club alpino italiano Sardegna con il presidente Pier Francesco Boi, il CAI di Nuoro con Tonino Ladu e quello ogliastrino con Nicola Secchi, quindi si tratta di una visita su Montalbo organizzato da questo gente. Poi abbiamo Rosattero di Michele, Lula pronta ad onorare Santo Francisco, tornano i riti della fede, c'è un ricco calendario di eventi. Questo spuro, vabbè, hanno male lo legge, insomma, a questo che non è stato facile in questa maniera, però devi esercire un attimo. Allora, devo già partito a Lula il conto alla rovescia per i festeggiamenti di San Francesco di Lula. Si prepara a vivere uno dei momenti più intensi non si vede la Luca è spacca di voi i momenti più intensi e significativi dell'anno, i festeggiamenti dedicati a San Francesco. Appuntamento profondamente radicato nella vita religiosa, culturale e identitaria della comunità. Tantos eventi che però non che sono elencati, dobbiamo leggere in un'altra occasione. Va bene, andiamo da innanzi. In occasione di Siniscola, brindisi lungo 2 giorni, tutto pronto per il Cala Bear. Da domani la 7ª edizione alla Caletta. Poi in Siniscola sempre, concorso di poesia in lingua sarda, vince Tetta Becciu. Siniscola loro va a Ozieri. Quindi Tetta Becciu di Ozieri ha vinto già su premio, insomma. Gartellì in festa per il Santissimo Crocifisso, fedeli in arrivo per i riti religiosi e gli eventi. Il Clau domenica 3 con la processione mattutina accompagnata dalle confraternite. Sono vestito tutto canto al male questa fotografia, non ho compreso per quale motivo. Andiamo a Nugaro come auto nuove e arredi, la generosità collettiva dà un aiuto all'hospice, le vetture per le cure palliative domestiche, quindi un bello regalo a San Michele, a Hospice, che fa che è un servizio veramente importante. In città arrivano i dialoghi nuragici, archeologia protagonista a primavera, il ciclo di incontri promosso dall'associazione La Sardegna verso l'UNESCO.
una bella iniziativa pure questa, se importante alla Sichire. Andiamo sempre a numero, anno record per la scuola civica, 430 gli allievi musicisti iscritti in scuola civica di musica, scuola civica di musica. La direttrice Laura Cocco fa il punto sulle attività e i corsi guidati da 31 insegnanti, una realtà di riferimento per il territorio dal punto di vista educativo e sociale. Una bella cosa. Bene, sempre in Nuoro, siamo in provincia, in questo caso in Citate, si allarga il limite dei 30 km orari, il Nuoro l'ha allargato. In arrivo dal 6 maggio anche attraversamenti pedonali rialzati. Ecco, queste hanno noi scritti hacker designi qua che tutto questa cosa, pista ciclabile, eccetera, eccetera. Vabbè. Sanità operative in tutto il territorio della ASL, hospice, grazie alle donazioni, due nuove auto per l'assistenza. E sono al stesso articolo dessa nuova. Bene, andiamo alla politica generale della Sardegna. Canadair antincendio, insomma, annullata la gara, antincendio a rischio per l'estate, ricorso della ditta esclusa, il servizio potrebbe essere bloccato. Barraccelli, angeli del territorio, con le regole di 40 anni fa, al via il confronto per la riforma, battuto un dibattito aperto su questa questione, servono nuove norme per operare in sicurezza. Oggi non batte una pagina leggibile, ha fatto un schifo totale, fotografarne sul giornale, quindi se raccontare del sottotitolo. Infermieri, in politica sarda generale, infermieri dai paesi extra UE. In Sardegna mancano oltre 1500 professionisti, si ricorre agli stranieri. Un centinaio al lavoro in case di cura RSA, bisogna prevedere incentivi. Sardegna, la Sardegna si ribella ancora, più autogoverno, toglie l'autonomia è schiacciata, comandini fare tesoro del passato, cioè non si comprende, poi si lamenta adesso decisione che è impiegata a Roma, visto chissà la candidatura sua è stata decisa proprio in Roma, quindi cale autonomia sempre fai danni. Se tu e Matteo si arriva a ginocchio è proprio che manca autonomia. In aula il ricordo della cacciata dei piemontesi da Cagliari, Cubeddu preoccupati per un'isola segnata dalle servitù. Cubeddu Bore Cubeddu meritevole, insomma, grazie a esse abbiamo fatto un dibattito su questa questione di statuto, regione, Stato, eccetera, eccetera, satela di in Cagliari, ma il giornale manco non fa date, pure sbagliata. Due che scapo della regione, biti Cabra, biti Itesinarata Soru, e poi sbagliata diverso che scusizzeri, e così via. Un dibattito molto importante, però. Serve una nuova Europa, da Camaldoli a Cagliari il rilancio del progetto UE, il convegno, dibattito sul rafforzamento dell'Unione. Questo pure uno dibattito molto importante. E 5 Stelle, incarichi anche nelle province, cambiano i vertici M5 Stelle, Solinas coordinatore, quindi il cambio in su vertice le 5 Stelle che renare che cosa. Seste, cambianne, torniamo a Sadia di Sardegna, in che bestora torna in fotografia, Sadia torna a lanciare l'allarme, il governo limita l'autonomia. La Presidente della Regione ha chiuso le celebrazioni con un forte monito. Basta andare a chiedere
dobbiamo pretendere ciò che è nostro diritto, ma va. Comandini, il nostro diritto è pure di separare il presidente della regione in Sardegna, noi in Aterue. Comandini si rivolge al Consiglio, ripensare autogoverno è specialità, ma il dibattito in aula non ha offerto originali spunti di riflessione. Figurati, manco la pensare. Spiagge sarde al top in Europa e nel mondo, cioè le spiagge sarde godini già fama e ANAS, fama è meritata, adesso realmente in spiaggia già non mi azzardo di narrare adesso mondo, ma comunque sia realmente in spiaggia già chi bisogna in Europa, insomma. Le nuove classifiche premiano Cala dei Gabbiani e la Pelosa, Valorizze e Mariolu, che sono considerate best of best. Salmenzo vinto e Salmenzo, che bestia vinto e Salbestia al dia delle sate. Alla traducere in porchidino. Redditi al via le dichiarazioni. Nel 730 compilato dati sanitari, trasporto pubblico e impianti solari, cioè compilato sono belle che compilato insomma, e quindi si tratta di abbaitare le bestotte e poi la sconfirmare che vabbè non riesce che fa che le dà un commercialista che appunto anche proprio corso dei mestieri. L'Agenzia delle Entrate è già in possesso di circa 1,3 miliardi di informazioni fiscali. Acquistare un'auto usata solo dopo il controllo di targa. Un veicolo su due ha subito incidenti, danni pregressi e ritocchi chilometrici. Cioè, quindi, quando comprate una macchina usata, tocca controllare appunto tutti i soldati che sono, la maggior parte sono registrati, che un incidente paccato poi dall'assicurazione sono registrati e sono registrati più o meno 2 chilometri chi è infatto, no, chiaramente non è che uno lunarata, però tocca di abbaitare si può caso conta chilometri è stato ammanizzato. Caso Minetti, Meloni brinda a Nordio, opposizioni vogliono le dimissioni, lo scontro politico si infiamma, la Procura di Milano dispone accertamenti. Ma dimissioni di chi è? De Mattarella, de Nordio o di chi è? Cioè, visto che canto pare, Mattarella pure non è schiappa tapito. Tanto riguardi su firmare una grazia che è basata su vento brisco. Trump, l'Iran chiede di riaprire Hormuz, cioè praticamente l'Iran petiti della Berres Hormuz sono americano, però lo mantenne stancato ISO, e vabbè insomma uno se la tentata poi, secondo il presidente americano, Teheran sarebbe in uno stato di collasso. Gli Emirati Arabi abbandonano l'OPEC, gli attriti fra i produttori di petrolio, scusate, ma tapito appunto questa questione, so perché regolaiata la produzione del suo petrolio e quindi praticamente calmieraiata su prezzo, allora, insomma i paesi arabi che sono vestiti, no? E quindi l'Arabia Saudita non è sposo leader in questo settore. USA e Regno Unito, i migliori alleati, Re Carlo in visita di Stato da Trump, si rinsalda la storica amicizia tra i due paesi, quindi questa visita non è una visita che ha prodotto solo posso Regno Unito, posso Inghilterra, ma pure posso America che in grande difficoltà le parti, guerra, resta lo stallo, Stati Uniti in attesa, l'Iran verso il rilancio, l'Iran però rilancia sempre a conto suo. Duro colpo per l'OPEC, gli Emirati Arabi Uniti si staccano dall'OPEC. E praticamente queste sono ancora schiamo, no, ecco, questo sa mezza birra evangelica, lo dobbiamo rammentare, oggi è 29, mercoledì, resta bar Francesco Carzedda, poi l'ultima a casa Iovia 30, bar da Silvia.
e che in questo terminiamo siete novas de oggi e nos damos appuntamento torna a casa a Samate Sora. Ora, il dual diese che l'ha avvisato non l'ha poata, che hai impegnato in tanto dibattito, manifestazione, possa dire, dessa Sardegna. Cagliari, Santa Giusta, Oristano, a mezzo il vedere, devono tutto da Bizzi TV, adioso e mezzo da casa.